Anche perché aggiustandomi con gli orari e tutti vorrei tornare per le 9. Ti ricordi quei bei momenti dove alle 9 io ero in live? Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Dannato lavoro. Allora, tu ti mettiamo qua. Ok. Allora, io lo avvio. Ora, essendo un indie, magari potrebbe saltare il PC. Ma non salterà, non salterà. Io un Sigma Boy. Ho messo i dettagli a medio perché di solito in questi giochi quando metti alto sembra meglio un attimino controllare. Ok. Eccoci qua. Allora, immergiti. E noi ci immergiamo. Vediamo se le impostazioni si sono ottenute. Qualità buona. Anzi, mettiamo bello. Andiamo là. Immergiti. Allora, la 1.5.0. So, first night shift. It shouldn't be too hard. Ok. Il primo turno non dovrebbe essere troppo complicato. Basta che un po' lo giro. Mi sta Allora. aspettando. Ringraziamo il ragazzo che è passato in live settimana scorsa e ci ha fatto solo scoprire sto titolo, Sì. che se no... Allora, a buono sembra girare il bene, almeno Sweet qui. for all Voglio muovere un festivities. po', Good one, though. però si muove mentre... Oddio. Ok, allora, ecco, così già va un po' meglio. Allora, siamo in una stanza d'albergo. Spari, spari. No, ok, allora, è una TV. Però si accende e si spegne come una radio. Benissimo. Clock looks broken, but it's woke me up to my shift. I can't end Ok. my shift and go to sleep until I complete Ok, my noi siamo breakfast una ritual. ragazza comunque. Sì. Should be reset in a Ok. car somewhere. Dormi. Oh, che bello scritto così. Allora, quindi a questo punto noi usciamo The fuori. place seemed creepy when I arrived, so I La locked it. chiave dovrebbe essere qui The key seemed like intorno. a crappy memory, Ok, but at least I'm well organized. ok, fatto. Allora, come si gioca a questo gioco? Ah, c'è una mappa? Non c'è una mappa. Allora, qui che cosa c'è? C'è l'ufficio. Sì, salve. Presidente? Jasper, what's with the moody atmosphere? Great talk as always. No, già per Vabbè, no. vabbè. Già aspetta, non dice niente. Il gioco non ci dice cosa dobbiamo fare. Va bene, e Dobbiamo mettere in noi... macchina. Io entro in macchina a questo punto. Sì. C'erano delle luci strane un po' là, vabbè. Allora, It's locked. è bloccata. Jasper should have the key Ok, sono somewhere. nell'ufficio di... Jasper, dammi le chiavi. Jasper? Prendi le chiavi. Keeping the keys Ok. safe, Jasper. I'd say Jasper's creepy if I haven't seen the day Quindi a shifts questo reports. punto, se noi entriamo in auto... Ok, entra in auto. Gold leather, gas, and alcohol. Yep, Allora, l'auto si I chiama know your car. Christine. I'll call you Christine from now on. I don't know you, Clark, Allora, but ciao, sono Clark. using the Guidavo same name, quest'auto prima di te. I'd È un need buon to lavoro, ma know credimi, dopo un po' ci si sente soli a guidare in somewhere silenzio. I might meet Quindi ti you. ho fatto una cassetta. C'è un po' di musica elettronica rilassante e qualche vecchio show radiofonico da ascoltare. Divertiti, saluti, Clark. Questa è la mappa della zona. Addio. Sembrerebbe anche bella Io ho già trovato grossicella. di quello che pensavo. Mettiamo cassetta. Devo I know essere what to remember. onesto. It's not a C'è video una game. bussa. Arrow Non è un points to videogioco, la place freccia and punta a this nord, might non work. diritta al mio obiettivo, giusto? Allora, Viverna smarrita. Dovrebbe vivere al faro di Silent Peak. Ultima posizione nota, Wildland Plains. Attratta da luce blu intensa. Ha paura dell'oscurità, si sente al sicuro sui ponti, ha una vista limitata. Si raccomanda di attivare le torri satellitari quando sono nel campo visivo della Viverna. Detto in 5 minuti 10 cose che dobbiamo fare di cui non sappiamo come caccio le Non dobbiamo fare. va. Vabbè. So, today I need to find a wyvern somewhere and lure her to the Allora, lighthouse on a silent peak. They told me to use satellite towers. c'è la radio per chiamare l'SOS.
Qui dobbiamo andare a Silent Hill, Silent Peak. Parente di Silent Hill, giusto? Sì. L'auto come motore? Ok. Allora, se fatto botta. Allora, noi innanzitutto, no, ma pure un attimo per capire. Dove cazzo siamo? Che noi Silent Peak è qui. Ma noi sulla mappa dove siamo? Vabbè, Oh, noi siamo a Grand Rock. Grand Rock è qua. Quindi dobbiamo andare a sud-est. Ok, bussolotto. Ok, quindi di qua. Magari mo ci sblocca qualcosa. Ah, ok, ci sono le indicazioni comunque. Allora, Madonna mia, quanto scritto. Allora, Guarda, teniamoci il pad così. no, 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 sacrilegio, già ma. Preferisci? Silent Peak a sinistra. Ok. Allora, mettiamo un po' lo sterietto perché... Ok, bloccato l'obiettivo. A gas station. Una Check stazione both di the phone servizio. booth. This will become evacuation points instead of Grand Rock. If I stuck somewhere. Ok, si possono usare le cabine telefoniche forse come checkpoint. E noi dobbiamo andare a Silent Peak. Quindi di qua... Ok, almeno un titano lo voglio vedere. Uscita. They said Wyvern likes the bridge near the Windland Plains. Maybe I should check there. Allora, dice Windland Plains. Quindi direzione Silent Peak. Come scatta l'auto. Woodenville. Quindi siamo qua. Quindi dobbiamo continuare ad andare a sud. Quindi di qua. Vai. Ok. Cazzo tesoro. Ma perché ci sono dei pali in acqua? The engine is soaked. E il motore è andato. That's how I learned to drive. Io ho visto il palo da lontano, ho detto ci sarà una strada. Invece no. Mi cerchiamo. Jasper, I'm stuck. I need evacuation. That's some close encounters shit. I wasn't ready for Va it, bene. but I definitely like it. Ok. Molto particolare. Sì. Molto particolare. Ok, quindi adesso come aggiusto l'auto? Alza sedile. Allora, almeno un titano lo dobbiamo vedere. Uno. Jasper, non funziona l'auto. Me la aggiusti per piacere? Jasper. Niente. In Jasper, realtà non fa. funziona, vedi? No, avevo acceso pure il motore, ma non andava avanti. Guarda. With the spotlight switched off, this makes no sense. Vabbè. Ok, c'era il freno a mano inserito. A posto. Mamma che mano. Allora, ha detto Wildland Plains Wanspanken. Banali, ok. Ma se li spegni? Lascia un po' così così. Che non vedo un cazzo, ma quindi adesso Ok, c'è ok. l'orizzonte. Allora, quindi Wildland Plains Sono è di questi qua. alberi enormi, già mi piace. Però l'atmosfera è molto bella. Forse non avrei scelto queste colonne sonore per un Wildland Plains sulla sinistra, quindi dobbiamo andare di qua a questo punto. Oh, i Regen, ti stavamo nominando prima. Buonasera, Io a te Regen. stavo pensando. Prima di iniziare la live ci siamo chiesti proprio se stavi bene e come stavi. Grazie per il sub. Grazie mille per il sub, Regen. Welcome back. Stay pretty Ci troviamo in una situazione un po' particolare, molto assai particolare come sempre. Qui dobbiamo cercare creature enormi, Regen, in questo gioco. Allora, è venuto un ragazzo in live settimana scorsa che
Ci ha chiesto se conoscevamo un gioco, ma non riuscivamo a capirlo, però lui fortunatamente è riuscito poi a trovarlo dopo tanto tempo. Quindi siamo stati fortunati. Si chiama Titan Chaser. Siamo in auto e dobbiamo cercare dei mostri, dei titani. C'è una campana sotto, non lo so. Ci ha detto di andare a Wildland Plains, quindi io vado. Che a questo punto mi aspetto il titano grosso, più grosso. Noi ma adesso dobbiamo cercare una viverna. Allora, tu vedete un titano? Tutto Noi bene, tutto Reagan? bene. Tu ci senti bene, Reagan? Che prima stavamo parlando con Francesco e ha detto che ci sono stati problemi del microfono. Ma quello è un puzzo perché c'aveva lui i problemi. Allora, radio, aspetta. No, non sentiamo i mostri. Aglia. Allora, ha detto la viverna dovrebbe stare. Cambia visuale. Meno male, Reagan, ma sei tornato a casa? Così è meglio, così. Ok, Possiamo vedere un po' l'esterno almeno. ok, molto meglio così. Allora, Madonna mia. però l'idea c'è. Ora, per me titano è qualcosa di grosso. Sì, sì, tutto perfetto. Ok, questo è l'importante. Adesso stiamo a fare sta campagna, dovremmo trovare qualcosa di grosso. No, o ci troviamo il bestione davanti e saltiamo. Sto in Spagna attualmente. ma come vabbè, in Spagna? noi eravamo rimasti che tu stavi. Stava a Roma, mo sei in Spagna. Forse era a Roma per prendere l'aereo per andare in Ai Spagna. ai ai. Mucho gusto. Ci ha fatto un'apparizione spagnola. Salutiamo tutti gli amici che ci vedono dalla Spagna, No. dove c'è il famoso pane. Senti, io la viver. She's beautiful. Cazzo! Porca. Hungry. Cazzo, se è grosso, più grosso. E io che faccio ma adesso? Me lo metto io nel cofano. Allora, Ha detto che non sopporta la luce blu. Allora, aspetti, innanzitutto, frena a mano. Fermo. Fermo che ha detto fortunatamente non ci vede tanto bene. Allora. Allora. Vogliono fare il galoppino perché sono il più giovane. Però sei in Spagna. Però cazzarola, sì, sei in Spagna effettivamente. E come si galoppa in Spagna? Come si accende questa cosa? With the spotlight switched off, this makes no sense. Sì, lo voglio accendere. Dove si Ok, accende? Da guarda, dentro? Anche perché non ci ha fatto un tutorial, non ci ha fatto No. niente, quindi controlla. Niente. Allora, freno a mano. Fanali, riflettore. Probably see only Non lo illuminare. is pointless here. Toh. Allora. Facciamo una cosa. Galopperei meglio a casa. Sì. Quello è poco ma è sicuro. Allora, io accendo motore. Well, so this car can't work normally with the spotlight on. Good to know. No more. O accendi il riflettore o accendi l'auto. Vabbè, allora avviciniamoci. Piano, piano. Allora, aspetta. Quindi fari. Salve. Salve. Mi scusi. No, dove va? Che cazzo, dove va? Dove va? Abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qua. Dove te ne stai andando? Aspetta. She probably flew to another bridge. At least it's the Ok, direction c'è of una silence. piccola cosina che glitcha lì. No, oggi forse dobbiamo continuare per di là, no? No, ha detto adesso è andato verso Silent verso Peak, il Silent ponte che stava dall'altro lato. Quindi ora facciamo la strada indietro, sì. Portato Sto qualcosina. facendo un corso di aggiornamento che mi sta disintegrando le palle. Capite? Tu vai fino in Spagna per fare un corso che ti disintegra le palle. Un corso in Che Spagna. corso stai facendo, Regan? Sempre se possiamo farci i cazzi tuoi. Hai visto che sei in Spagna, i cazzos. Allora. Un modello tronco, la macchina però è da apprezzare. Che penso che sia un titolo fatto comunque o da uno o da poche persone. E tirare fuori un'idea del genere. No, per il momento è fatto abbastanza bene l'auto. Che poi lo volevamo comprare stamattina e stava 5 euro. Sono partiti i saldi su Steam. L'abbiamo preso poco prima che venisse Gianmarco a 79 centesimi. Anda qua. 74, è vero, scusate. Manualozzo di sicurezza in laboratorio. Tipo non leccare le prove. Allora, io non ho fatto corsi di sicurezza e quant'altro, però io in un laboratorio e con delle provette, io di base non le leccherei proprio come concetto cardine.
Quindi, Forse sarebbe meglio evitare. no, hai capito? Prendi, c'è cosa brutta che tu... stai chiesto. Allora, noi torniamo indietro. E poi era sulla sinistra. Bisogna capire sta cosa della luce blu che diceva. Che poi il gioco all'inizio ci ha detto lì c'è una viverna, vai. Punto. Quindi questo comunque è il titano tutorial. Sì. E non ci sta dicendo We're niente. at the quindi- top of the bridge. E due? Ah, Ciao! E gli punto il faro? Salve. Eh no, la telecamera va sotto. Aspetta, aspetta. No, facciamo così. Va bene. Allora, facciamo così. Allora, ma siamo armati o meniamo la viverna a mani nude? No, reghe, non penso si possano menare questi mostri. no. Credo il nostro obiettivo ancora dobbiamo capire bene qual è di preciso. Ciccio? Allora? La viverna è sul ponte. Posso salire sul ponte? Che devo fare? Ci ho puntato anche il faro addosso. Come si fa a scendere? Ti vedo. Provo a ripassare sotto. Allora, chiudi porta. Chiudi il riflettore. Accendi motore. Ah, giustamente mette anche gli occhiali. Salve. Allora, lui è qui. Oh, non è che c'è qualche faro, qualcosa qua vicino. Gioco però due informazioni in più per capire cosa fare non sarebbero state male, eh. Che io sospetto più che altro che ci sia un punto preciso dove ti devi mettere e usare la torcia, il farone. Se metti il CD di Gigi D'Alessio forse si ribella. Potrebbe essere. Ciccio? Ciccio? C'è questa qua, non penso serva, lo zio. No, dice la luce blu, ma a meno che non c'è nel cofano niente. No, qualcosa dietro? No. No. Qui non c'è altro. A meno che non c'è un pulsante blu o qualcosa per cambiare la luce. Qui alza volume, abbassa volume, motore, freno a mano, fanali, riflettore. Quindi se c'era qualche fanali su questi qua. Ok. Basta sedile. Che qua dice proprio bene bene bene. Attratta da luce blu intensa. Si raccomanda di attivare le torri satellitari quando sono nel campo visivo della viverna. Cerchiamo una torre satellitare interstellare qua. Questa. Questa è una torre satellitare. Sì. Aspetta, aspetta, Pippo Baudo, aspetta, Pippo Baudo. Vediamo. Ok. Pensavo che era un interruttore, tutto a posto. Vediamo la portiera. I remember hiking around these satellite dishes with my Ok, dad. penso che sia qui. La viverna è lì. It's probably something to deal with Titan. Sì, tanto come esci dall'auto si mette in automatico il freno a mano. Allora, Who was supposed to walk these stairs? magari qui dentro c'è un CD di Gigi The D'Alessio. view from up here is quite nice. I wonder why they never Quindi se noi allow andiamo anyone qua. to go near these structures. I have never seen the high bridge from this angle. Eh, Not a lot of people have this opportunity. Come funziona? io vorrei fare qualcosa in questo gioco, ma o sono io deficiente o non sto capendo. O è quella torre o questa torre. Guarda qua. Un po' C'è qua. questo cosino qua, magari è questo. Oh, i lighter, Ciao, bonsoir. buonasera. Allora, io vedo un gabbiottino qua, magari c'è qualche pulsante qui vicino. No, qua dentro pure no. Ma andiamo a vedere pure là When I dentro. came this close, there were patrols. So there is enough power for only Fatto. one tower to work. And Ok. we live in a short-sighted. I
I need to lead only the closest one to her, Ok. one at a time. Quindi abbiamo spostato la viverna qui sopra. E mo? Se io spingo... non fa niente. Ok. Tutto a posto. Te li accendi? Damn, she's going back to the bridge. This was too far for her. Dobbiamo farle tutto il percorso? Anche perché noi non sappiamo, la dobbiamo catturare, la dobbiamo allontanare, la dobbiamo abbattere, le dobbiamo offrire il caffè. Non so che cosa dobbiamo fare. No, tutto a posto, dai, detto bene, la situazione è tranquilla. Io scendo qua. So there is enough power for only one tower to work, and the wyvern is short-sighted. Ok, quindi I need devi to lead spegnere only the questo e closest attivare one la to her, prossima. one at a time. Ma io Poi come... Tom, buonasera. Bonsoir, Tom. Voglio vedere qua dentro se c'è qualcosa, però. Hey Jasper, Imposta checking checkpoint in in modo on tale the che se station near perdi la cosa che ci ha spiegato prima. Thanks for listening. Salve. Like anyone who expects actual gas station services here. Ok, non c'è niente. Non c'è da mettere benzina, quindi noi attiviamo e la Quella è una mettiamo qua. viverna, sì, è amichevole, forse no. Allora, noi ma capiamo ancora che cosa dobbiamo fare con questa viverna. Questo è il bello. Poi faccio vedere pure a voi, magari più cervelli insieme. Questa è la quest che dobbiamo... Tanto frena a mano perché è in Viverna discesa. smarrita, la dobbiamo riportare forse vicino all'albergo. Dovrebbe vivere al faro di Silent Peak, quindi noi la dobbiamo portare al faro. Dovrebbe vivere, noi l'abbiamo trovata al Wildland Plains, quindi la dobbiamo riportare al faro. Oh. Quindi a questo punto voglio andare a vedere un attimo le altre antenne, però non tramite l'auto perché sennò ce ne andiamo. Quindi conviene fare così. Aspetta, può stare accesa solo una torre? Sì. Facciamo così. Allora, spegniamo i fari. Un'antenna vicino al faro, sicuramente c'è Regen, però dobbiamo fare antenna per antenna perché la viverna non ci Allora, vede. di qua è inutile che sta, perché se vediamo la mappa Silent Peak sta dall'altro lato del ponte dove stavamo andando prima, quindi spegniamo questa in modo tale che la viverna aspetta, torna sul riaccendila. ponte. Devi fare il trucchetto del giochetto di prima, accendi, no? Damn, she's going back to the bridge. Ok, This was too far for her. diciamo dovrebbe staccarsi, no? Perché noi stiamo... Belle le viverne sono le cugine sceme dei draghi, mi ci identifico molto. Ah, Tom, dice una viverna. Ci sta. Ci sta. Bella, però. Perché no? Mi piace. Solo non come questa che è un po' cieca e imbecille. No, Oddio. sì. A posto. Allora, quindi se noi andiamo all'altra torre, quindi almeno così vediamo meglio. Se noi attiviamo questa, arriva qui in automatico. Gabri, buonasera. Giocate anche a No, COD non è articolo, non ci ho provato tante volte, ma no, no. Buonasera Gabri. Che è saper guidare simulator. Non è guidare simulator. Attira viverna sul ponte al faro non capendo cosa devi fare simulator. Perché a questo punto ci dovrebbe... Guarda che a me serve un turno per l'affacciato. Allora Gianmarco, aspetta. Quello Accende questo. accende questo. Allora. Quindi qua sopra. Allora, piano piano un pezzo alla volta ce lo facciamo. Solo vorrei vedere effettivamente che almeno se per le parti qui funziona col pad, io vado molto più comodo. Perché ho capito questo gioco ce la dobbiamo prendere un attimo con calma, però un po' alla volta ce la facciamo. Allora, possiamo passare in auto, possiamo passare a piedi in acqua. No, torna indietro. E non possiamo passare con la macchina in auto perché sennò si rompe la macchina come prima. Bene. Quindi dobbiamo per forza girare. Sì, dobbiamo tornare indietro. Ok, devo solo mo capire un attimo i pulsanti. Ok, X. Quindi, freno a mano. Motore. Freno a mano e via. Quindi a questo punto qua
o sono in sequenza da attivare, quindi spegni uno, attivi l'altro e via. Torniamo indietro. Allora, è un po' di musica. No, ho visto, tutto a posto, tutto a posto. Allora, e fine qua. Ci siamo. Poi andiamo a sinistra di qua. Questo non lo calcoliamo proprio. Continuiamo ad andare di qua. Ma fa un rally comunque. Quindi se la torre è di là, noi dobbiamo passare di qua. E da quest'altro lato ci dovrebbe essere... Meglio mettere l'altra visuale, almeno si vede meglio. Allora, è tanto indie sto gioco, però è fatto in modo caruccio. Mamma mia, che sensualità a corte. Ok. Allora, questo è quell'altro. Quindi se io attivo questo... Damn, she's going back to the bridge. Questa antenna è troppo lontana. Gioco, non mi dire che mi è buggerato su sta cosa perché mi incazzo, eh. Quindi vanno accesi in ordine semplicemente. Aspetta. Secondo me ci ha depistato su una cosa. Se è così, ti dico le parolacce. Ti avviso. Madonna, madonna mia. Vorrei cambiare la visuale. Ok. Si è subato Gabri, grazie mille per la sub. Gabri. No, gli è stata regalata così. Ah, gli è stata ah, da Anonimo. Ragazzi, Anonimo, siete in 3 sul canale. Come? Se uno ha avuto la sub è stato uno degli altri 2. Donatore anonimo, sì. Grazie mille al donatore anonimo e mascherato per la sub a Gabri. Allora, io mo voglio vedere una cosa. Che non... Se a me è così... Oh, there is enough power for only one tower to work. Oh, And the wyvern is short-sighted. quindi... We need to lead only the closest Yeah, no ones, pubblicità. one at a time. Sì, Gabri, Gabri, sei libero anche tu adesso. Chiaro. Vai. Giro, macchina di merda. Anzi, un po' di pubblicità devo tenere perché sennò il gioco 79 centesimi non lo posso comprare. Sempre 70. Intanto sei un capitale investito, lascia fare. Allora, quindi noi andiamo di qua. Iverna, tu stai lì sopra? Non si vede l'altra antenna. Vabbè. Quindi mo la viverna sta là. Ergo. Ergo. Ok. Just a few towers left. Ok. Non è che ne puoi accendere una alla volta, bastava accenderle in sequenza, è stato quel dialogo che mi ha fatto un Vabbè, attimino... comunque. Tacci tu. A questo punto è facile, perché mo dobbiamo andare semplicemente qua. Ok, dobbiamo pensare in maniera semplice e tranquilla questo gioco, niente di eccessivamente complicato. Allora, Switch is on the other side. portello guidato. Who designed that? Ah, devi andare per il ponte, così. Quindi di là. No, è a piedi, dove passa l'auto qua sopra? Per forza. Allora, dai, che almeno forse uno o due riusciamo a vederle. Allora, a questo punto andiamo qua. Che ridere che dice nelle notifiche un donatore anonimo ti ha regalato la sub. Complimenti, non hai fatto niente, non hai la pubblicità. One step closer to home. Effettivamente. Donatore anonimo e misterioso. Quindi la prossima... Là. E qua. Allora, una sta là, ma non è troppo lontano. L'interruttore dovrebbe stare di là, mo, così. Quindi dovresti ritornare alla macchina e andare di là con la macchina. No, sto cercando di vedere se vicino per caso c'è un'altra, che mi sembra un po' troppo lontana Non quella. la fa, secondo me. Ok, ok. Lo sombre sexual. Allora, dai. Cammina su una ringhiera. Vai. Equilibrio. 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 Anche in corsa.
Vai. Vai così. A posto. A questo punto c'è l'altra. Prima per caso ho detto per forza. Per Sì, forza. per forza. Quindi a questo punto è quella là. Viverna, vedrai da qui a lì? Ora bisogna capire l'interruttore di quella dove, ma basta seguire i cavi della correnta. Quindi di qua, di qua, di qua, di qua e di là. A posto. Quindi io accendo qua. Oh, per forza. Be here soon. Ok, aspettiamo la viverna che non vorrei che lo facciamo troppo veloce, si bugga e noi rimaniamo come i cetrioli. Allora, ok. E fino a qua ci siamo. Mo' la prossima. Questo sportello ti piace tenerlo aperto, noto. A posto. Chiudo il finestrino, a finire entra la viverna dal Va. finestrino, so cazzi. Imprecabile, ha detto viaggiare con la porta aperta è fantastico. Sì, tanto non si rompe l'auto, più che altro se vai in macchina è finita. Allora, di qua non c'è acqua. Quindi c'è un ponte di qua, quindi dobbiamo passare per il ponte. Quindi dobbiamo andare per di qua. Il problema non è l'auto ma la polizia. No, la polizia qua. No, in questo gioco non c'è, perché se ci sono pure inseguimenti con la polizia inizia ad essere un attimo un bel bordello. Ci sono 2 dita d'acqua, non ti bloccare auto per piacere. Ok. Allora. Capito che ti chiami Silent Peak e ricordi Silent Hill, però tu stai Quello è sempre un problema. sempre. L'altra torre a questo punto agli albero. Allora, torniamo sulla strada mo che abbiamo attraversato No, vabbè, la È zona. un faro, non è un cannone purtroppo. Non spara. Illumina soltanto. Quindi dovrebbe essere questo. Aspetta, zitto, zitto. Zitto che forse ci siamo arrivati giusto, giusto. Senza manco volerlo. Quindi, One step closer to home. sei tu con i piedi? Ok, vabbè. No, capirai Sto che grattando il piede. c'è stata un'altra scossa una quarantina di minuti fa. Solo che dove siamo noi qui adesso non si è sentito. Con la caverna in zona non credo si mettono a fare multe. No, Regan, infatti manco io penso che. Più che altro c'è una viverna qui e non c'è nessun altro. E ci sono delle antenne. In che zona siamo del mondo? Allora, a questo punto dobbiamo seguire questi tralicci qui. Allora. Era a fianco, ok. Questo è quello che abbiamo attivato prima. E questo è quello. One step closer to home. Ok. Viverna? Ok. Viverna, attende che siamo sotto periodo di Monster Hunter. È un attimo che ti ritrovi la coda tagliata. Un paio di stivali, guarda. Lascia stare. Viverna, non. Dai. Anche voi avete prese con scosse e noi con le alluvioni. Sì. Sì, no. Sì. Noi ci godiamo delle piacevoli vibrazioni. Detto stamattina pure qua a casa. Manca soltanto che faccia qui nel periodo di marzo un po' di neve. E le abbiamo viste tutte sto mese. Tutte. Terremoto, pioggia temporale, vento forte, vento piano, vento forte con pioggia, vento Renzo debole con piano. pioggia, Renzo piano. Visto tutto. Allora, la viverna è qui. La prossima torre dov'è? Andiamo manca l'Apocalisse. Sì, Lighter, ci troveremo in Destiny a un certo punto. Palese. Facile. Comunque siamo un quarto lontano anche lì e non si sa chi me l'ha regalato. Gabri. Vabbè, alcune cose, alcune volte possono anche restare un mistero. Lascia il mistero, non ti preoccupare. Goditi senza le pubblicità. Anche perché poi con alcune cose che sto facendo vedrò pure di scenderle se è possibile. Idromassaggi acqua park. Sta facendo schifo un pochino ovunque. A questo punto penso che la prossima sia questa. Due volte ma lo so, dai, hai detto sei un fratello, sei. Se serve. No, è già Marco, sento all'improvviso Ho muoverti. capito, ma fa che se tu Lascia fare. mezzo. Boom.
Male che non si rompe l'auto. Allora, la viverna è qui. Sì. Il prossimo credo sia questo. La Cos'è mappa qua in sta mezzo? andando bene. This was considered art. Così lascia stare la mappa. Our taxes are still spent on Lascia stare la mappa. Gabri sta sparando, non si avviene più. Più. Due posti letto a Milano ci stanno. Io ce l'ho già. Yeah. Sai, Giustamente adesso, giustamente sì. Speriamo non serva doverci spostare, dai, noi preghiamo sempre in questo. No, Possibilmente. perché capì. Magia. No. Sì, sì, passa Ah, attraverso. passa. No, no, ma quella è normale. Ma hai provato tu con una porta Magia. aperta a passare tra un po'? No, devo provarci, ma credo che non avrò lo stesso Passa, risultato, passa, secondo no, me. sicuro. Quindi Vabbè. tu one step closer to home. Dici, sembra la stessa frase. va bene, cioè, ma può essere pure che l'ha fatto solo una persona sto gioco, e quindi che già è assemblato tutto questo, lascia fare. Assolutamente. Sono curioso di vedere che altre bestie ci sono a questo punto. Io più che altro, mo, qua dov'è la prossima antenna che non la vedo? Magia, porta che fai, magia, la porta non c'è, ma magia. Vabbè. Ok, l'importante è che ci sia una magia. Questa Hai sete? l'abbiamo attivata. Lighter chiede se hai sete, Enzo. Sì, Vai, sì, vai. Ha sete, in più realtà. che altro dov'è sta cazzo di antenna, porca la miseria adesso. Allora, noi siamo arrivati qua. Ecco, penso ti sia arrivato il baby, così. Ha fatto il suono? Sì. Non l'ho sentito proprio. Ci sta. Grazie mille, Lighter. Hai per caso anche un'antenna satellitare da qualche parte dove possiamo fare arrivare una viverna? Perché io non so dove sta. Non... Eccola, 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 eccola. Sta cazzo di nebbia. Ok, l'interruttore è qui. Preferisco andare a piedi. Facciamo prima. Mi auguro che gli altri non siano sempre accesi torce andando venendo e che ci sia qualcos'altro, perché io due palle. Un altro passo verso la sua casa. Ok. Che cosa è arrivato? Allora, un attimo che controlliamo subito. L'ora degli annunci. E ti hanno riscattato una cosa che ancora ci dovevano riscattare. No, non la posso lanciare adesso la pubblicità. Allora, come si attiva? Vediamo di lanciarla. Così possiamo prendere un altro titolo a 79 centesimi. Sempre. Però ti devi bere. Now I should switch it off so she can see the lighthouse. Ora dovrei spegnerla così posso vedere il faro. No, 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 no. Io se spengo quella cosa e la viverna torna dall'inizio è Alt F4. Io lo dico subito. Riscattato. Allora, Tom, che cos'è l'ora degli annunci? Quando me lo riscattate, Enzo prende e fa partire in ad. Poi si evolveranno, ovviamente, arriverà l'ora degli annunci proprio di Enzo, dove Enzo dirà il telegiornale. No, allora, più che altro l'ora dell'annuncio, un annuncio ve lo posso fare, se vi può interessare. È una cosa seria che riguarda pure il canale. Allora, ragazzi, avete dei soldini da spendere? Poca roba, Non vi preoccupate, non vi vendo multiproprietà. Si è no, 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 si è bloccata l'auto. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Stai per avere Alt F4. Stai per avere un Alt F4. Vedi come te lo dico? Jasper, I'm stuck. I need evacuation. Quindi mi arriva già e ci prende. Ci riporta all'inizio. Viverna, sei sul ponte qua, perché se la viverna è sul ponte qua facciamo altro e poi lo riproviamo. Ho avvisato tutti che nessuno si offenda. Ok. Allora, non è qua sopra. Benissimo. Benissimo. Allora, sto collaborando con quella mia amica con cui abbiamo già portato quel progetto un paio di settimane fa e di cui speriamo ci diano risposta. Stiamo cercando di aprire un piccolo negozietto su Shopify a misura di personcine normali e sane come noi, ossia, a parte che ci sarà qualche capo d'abbigliamento, qualche piccola magliettina, qualche piccola cosa fatta con grafiche fatte da noi grazie all'intelligenza artificiale, non,
ma ci saranno anche oggettini e cosine un po' particolari che stiamo andando cercando su tutti i vari store per i depositi, per i rivenditori, per tutto quello a cui ci possiamo rivolgere, per portarvi per quanto possibile una selezione di prodotti che non stiano tantissimo, che non siano le solite pacchianate e cinesate che non funzionano, ma cosine utili al giusto prezzo che vi potranno arrivare comodamente a casa. Abbiamo già impostato tutto per quanto riguarda le spedizioni. Con un drone coi missili. Quindi non sappiamo ancora di preciso quando riusciamo ad aprirlo, perché Madonna ragazzi, quanta cazzo di roba c'è da fare dietro. Da vedere, sì. Vabbè. Un po' di lavoro. Non vogliamo arricchirci, sia chiaro, però vogliamo fare qualcosa in modo tale che se vi serve qualcosina di un certo tipo e ve la possiamo procurare a poco, mettendoci naturalmente la faccia e la qualità, che non vi arrivano rotture a casa, vi possiamo aiutare anche in questo modo qua. Io dico tranquillamente, sto cercando anche in ambito videogames, periferiche e quant'altro di trovare, se c'è la possibilità, qualcosa di buono, in modo tale che se serve qualcosina e c'ho possibilità di farvela avere al giusto prezzo, perché non posso passare da questo lato. Aspetta, faccio il trick, aspetta. E l'altro è scoprire come si dicono i rosari alternativi per 15 minuti. La viverna non è sul ponte, quindi non lo sapremo mai. No, la viverna è sul punto dove l'abbiamo lasciata prima. Il problema è arrivare al punto dove eravamo prima, per il semplice motivo che la mappa è questa, cioè non ci dà la posizione. Noi adesso siamo bloccati in sta zona che non si riesce a passare di qua. Ok, che noi dobbiamo andare di qua, ma era bloccato. Cioè, tutto così velocemente senza senso. Sì, Regen. Assolutamente sì. Questo noi l'abbiamo attivato. Ok, aspetta, ho capito dove siamo. Noi abbiamo attivato questo. Sì. Una falena enorme. Quindi l'annuncio ve l'ho fatto, quindi non c'è manco bisogno che vi lancio le pubblicità. Come sarà tutto disponibile lo dirò in live tranquillamente. Non vogliamo portare 800.000 cose, già ci sono dei design per alcune magliette un pochino particolari che ho pensato e cazzo se stanno venendo bene. Infatti mi sto facendo tutte cose che mi metterò io quest'estate, me le sto autoassemblando da solo. No, macchina, vai. Sangue dei tuoi defunti. Allora, noi ci basta vedere una luce blu. Noi abbiamo fatto quello, abbiamo continuato ad andare di qua, quindi è da questo lato che dobbiamo andare. Le luci accese qua. Dai, dimmi che sono le luci quelle di prima. Sì, ok, allora ci siamo, aspetta. Ci siamo. Qui ci sono le luci. Già ho visto per i telimare, non con Gianmarco in bikini. Non credo si possa, ragazzi, non è fattibile. Però volendo si può fare una caricatura di Gianmarco in bikini e metterla, però non penso che Gianmarco sia d'accordo. Io non sono d'accordo, infatti, alla commercializzazione della... Sarebbe mio piacere, se si crea qualche momento divertente del canale, di farci la magliettina. Poi sta là, chi vuole se la prende, chi non la vuole non se la prende. Ragazzi, buon game, ma alla fine di alcolizzarmi Lighter, alcolizzati un po' pure per noi, perché non ce la stiamo facendo qua. Se si blocca di nuovo la macchina, ti alto F4, vedi come te lo dico. Allora, proviamo dall'altro lato. Allora, che serve l'altro faro? Dove sei, faro dei miei zebetrosti? Dove sei? Io ho capito che si chiamava Titan Chaser, che dobbiamo inseguire i titani, però non sui fari grossi, più grossi. Sì, questo è un tutorial un po' lunghetto, diciamo. Ok, io però voglio capire dove è il prossimo faro. Che cosa è arrivato, Molozi? Cosa è arrivato? È arrivata un'altra notifica. Ma aspetta. Ma puoi spegnere questa radio di merda? Lo stavo pensando pure io. Madonna. Allora, devi... fatto. Niente parolacce, va bene.
Allora, ragazzi, Sembra giusto, parleremo in un modo più corretto e pulito proprio per non dire parolacce. Nonostante il gioco si presti in numerose occasioni a tirar fuori un certo tipo di vocabolario, soprattutto napoletano, che se iniziassimo ad usare, penso evocheremo qualche antica divinità che non è una viverna. devi spegnere questa radio, Allora, altrimenti diventa aspetta, un mostro. aspetta. Ok, Bravi, ne ho riscattato un'altra diciamo cosa parolacce. comunque, mi sa, lo zio, perché ho sentito un'altra notifica. Aspetta, il problema è che si muove la telecamera via gli occhiali. Ragazzi, voi volete far guida senza occhiali? Ma porca Esatto. la miseria, è finita. Io ci vedo bene, però ho una certa età, permettete. Ok. Io già non vedevo il faro. Pensa adesso. Allora, ragazzi, pure voi, se vedete una torre grossa, me lo dite perché sennò giriamo 84 anni. Non dobbiamo perderci. Non dobbiamo assolutamente. perderci su questa strada, altrimenti potrebbe succedere un casino. Non sia mai si clippa l'auto di nuovo. E non possiamo dire parolacce. Oibò. Lì le dirò. Oibò. Non me ne importa davvero un Oibò. accidente lì. Viverna, Andiamo. i tuoi cugini in Monster Hunter stanno ridendo di te. Esattamente. Dice che ne mancavano solo un paio. Questo è il limite della mappa perché è troppo in salita. E non si riesce ad andare con l'auto. Quindi. No, pensavo stavi dicendo una parolaccia. Mi scusi collega, mi scusi, mi sono confuso. Lei dubita del No, suo essere collega, vista la situazione. fellone. No. Lei è un fellone. Mi è sempre piaciuto la Posso parola neanche dire che Fellone, tu lo posso dire a qualche altro che membro. bel fellone di piede che lei ha. Una gran pella. La voce acculturata è essenzialmente Berlusconi. Sì. Sì, Sì, sì. un fratello. Era. Capito? Ma se è un albero di adamantio, Albero in si è rotta la macchina. No, aspetta, è che sta troppo in discesa. No, Lider, non posso dire nulla che inizi con il sommo, non si può dire. Esatto, aciderbolina. Affanculo. Vado a piedi. Hai detto la parolaccia! Ho capito. Ma Ragazzi, che fate? Ha detto parolaccia, punizione, forza. Forza. Allora io mo decido, mi faccio il gioco a modo mi voglio andare là sopra. Ma Basta. perché? No, me ne fotto. Finiamo il tutorial almeno. Allora, Gianmarco, io ho detto andiamo là sopra e c'è un faro, è una luce Ma blu. il faro, forse dovevamo andare. Forse dovevamo andare veramente qui sopra. Ti meriti un coppino. Vai, coppino. Ok, coppinato. È stato coppato. Ma io stavo scherzando, però. No, c'è proprio un no, non detto no. Giralo. When I was 10, we were hiking with my best friend Lucy on the cliffs. Va bene, around mentre the tu... lighthouse. Che cos'è là? At some point, she saw something, probably the beam of lights, and stepped off the trail. Her memorial should be still Beh, here. io sto girando Her parents tutto take qui care of intorno, us. ma non c'è un My mom altro... Ah, così, secondo me deve andare qua sopra. dovrebbe dirci missione Ok. compiuta. Proviamo ad andare giù, scendiamo giù. Facciamo Ah, il giro da aspetta, terra. vuoi dire che quel coso è un controllo per... Quello cerebrale. Allora, aspetta, dobbiamo riprendere la macchina, però. Beh, penso gli occhiali si possano rimettere adesso, così. Passati almeno 3-4 minuti, sono passati. Ci vedo. È tutto così chiaro. Allora. Anzi, ce la facciamo, non vi preoccupate a vincere. Ce la facciamo. No, allora, almeno il primo lo dobbiamo fare. Poi lascia che gli altri li proviamo. Pure la prossima volta, perché è un'esperienza molto, molto impegnativa. È il gioco Ho più sofferto, difficile del mondo. però ti posso dire una cosa, guarda, io non voglio essere cattivo, io so che dico alcune cose e me ne sbatto di quello che pensano gli altri, però io una cosa devo dire, mi sto divertendo più con questo che con la Huawei. E sono tutte e due Ehi, in un certo non modo. ti permettere. Miglior gioco del mondo. Certo. Può far batte. Insieme a Dragoni, e stanno aumentando i casini in giro di persone che si stanno ulteriormente ribellando al fatto che Dragon Age ha fatto schifo e che Monster Hunter sta vendendo. Perché questo casino, che sono di due generi diversi e sono di due qualità diverse soprattutto? Perché? Perché l'umanità è così stupida? Perché la macchina non va più veloce? Sì, hai rotto la macchina, secondo me. Ok, a posto.
Allora, a questo punto. Dove accidenti? No, non cambiare strada così, ti prego. C'era qualcosa qui in mezzo, Gianmarco. Saranno i comandi del faro. Ma tu? Io vedo solo alberi. C'era qualcosa qui in mezzo. Aspetta, qual è la tua opinione su Awawed? Ti ha chiesto Tom. Tom l'abbiamo provato in live con tutto il bene, con tutto l'amore, con tutta la passione per i videogiochi e quant'altro. Abbiamo tranquillamente detto ti puoi pure recuperare le live. Ne provate due? Poi. Graficamente, 2 ne abbiamo fatte. Graficamente, ambientazione bellissima, su questo non si discute. No, infatti anche a me piace. Molti dicono che graficamente era pesante, a noi è andato bello a 60 fisso con i dettagli medio-alti e non ha dato problemi. Diciamo. Il problema c'è stato alla prima boss fight, che mi perdoneranno persone del 3000 che vedranno sto video, ma è stata un'enorme pagliacciata. Metti per la routine comportamentale del nemico, metti per il magico arco e frecce con frecce infinite che ti metti sul fungone centrale e continui a sparare. Però andando oltre quello, il sistema di questi, il sistema di avventure, i dialoghi e tutto quello che ne compete, si vede che è molto profondo e vario. Tutto l'opposto di quello che è stato Dragon Age. Tom, però con tutto il cuore, siamo nel 2025, non puoi entrare in una città e trovarti personaggi immobili che non fanno praticamente niente. E chi si muove ha una routine di movimento che prevede 3 punti e 2 azioni in croce. Con una donna che abbiamo inseguito che si ferma per un bar e fa finta di parlare e davanti non c'è nessuno, per poi andare ad un pontile e cacciare un boccale dal culo. Nel 2025, consentitemi, non si possono avere queste cose, ragazzi. Non si possono proprio vedere. NSG era il nostro clan, non si può dire che cosa vuol dire, Lighter, però ti ho capito. Provate Assassin's Creed, si proverà a tempo debito. Io mi sono detto pure con Gianmarco, perché allora noi non siamo quelli che dicono no, fa schifo perché ci sono stati palesi elementi woke o si continua tuttora a fare propaganda nei videogiochi. I videogiochi devono essere videogiochi, la propaganda è propaganda. Ora, se tu fai un gioco che può essere benissimamente paragonato a Skyrim per impostazione, e Skyrim è un gioco che è uscito anche su Skyrim, c'è ovunque. Prendete Skyrim, esaminate un po' il mondo di gioco, vedete il mondo di gioco, vedete i limiti tecnici che ha Skyrim, mettete a Wowed, ragazzi, non veramente, non mi piange il cuore a dirlo, perché si vede che c'è stata messa passione dietro, ma c'è stata messa passione facendo il classico compitino. Eppure se tiro una freccia non mi puoi fare che una freccia, e abbiamo fatto le prove in live di quello che diciamo, ragazzi. Se tu prendi Skyrim e tiri una freccia sul legno e prendi una freccia nel mondo reale e la tiri su un pezzo di legno, la freccia si conficca dentro. Così succede in Skyrim, così succede in Avowed. Se voi lanciate una freccia contro una roccia e la freccia non è detto che vi si appizzi dentro, in Skyrim questo non succede, in Avowed sì. Quindi se tu mi devi programmare un gioco, ok, c'è la freccia e si attacca ovunque, no, no. La freccia ha delle sue proprietà, così come se le spari nel cielo spariscono nel multiverso e non si sa che fine fanno. No, ragazzi. E sinceramente a noi ce ne sbatte per i coglioni di tutto il discorso pronomi, non pronomi, eccetera, eccetera. Abbiamo detto all'inizio del titolo, abbiamo apprezzato che il gioco li disattivi in automatico per chi non è interessato, ma abbiamo anche detto al primissimo avvio come nel primissimo menu che si apre delle impostazioni rapide, io la selezione vuoi o non vuoi i pronomi, lì l'avrei messa, proprio perché è giusto sia per chi non ha interesse verso i pronomi,
ma sia giusto anche dare possibilità a chi interessa i pronomi di attivarli subito. È un po' vecchio su molti punti di vista, lo capisco. Io ho odiato invece le battaglie con almeno 3 nemici a volta. A parte quello è un gioco che mi sta piacendo parecchio, soprattutto per la narrazione. Ma difatti questo l'abbiamo detto con piacere in live. Purtroppo personalmente, allora, fossi un videogiocatore di primo pelo, mettiamola così, guarda, non per ignoranza di chi sta iniziando a giocare adesso, ma giustamente chi si approccia adesso ai videogiochi e gli mancano buoni 30 anni di contenuti, molte cose che già sono state fatte e il modo in cui è possibile fare certe cose, se lo sono perso. Quindi ti è piaciuta WoW? Ed ho avuto parecchie discussioni su queste cose in vari forum in questo periodo qua. Odio semplicemente, ma odio no che devi morire, devi passare un guaio eccetera eccetera, no, odio chi non ha più ormai le palle di dire una cosa tanto semplice quanto funzionale. È un titolo mediocre, punto, niente di più, niente di meno. Poteva essere fatto di meglio, sì, ma poteva essere anche fatto di peggio. Però da qui a portarlo, soprattutto come è stato nei primi giorni, come il titolo che avrebbe potuto addirittura sconfiggere Bethesda nella creazione di un certo tipo di titoli, no ragazzi, ma non ci prendiamo per il culo, per piacere, dai. A me i combattimenti, Tom, sono piaciuti, sono simpatici, però non li reggo più, sinceramente, nel 2025 ad entrare in un villaggio e vederlo morto. Ma anche no, ma assolutamente no. Io qua continuo a girare ma non trovo la torre. Comunque facciamo 2 chiacchiere ed è presto, quindi non so se il paragone con Skyrim regge, però no, aspetta, Tom, sei una persona intelligente rispetto alle tante scimmiette che ho trovato. Ti faccio 3 semplici domande, rispondimi sì o no. Sono entrambi ambientati in un contesto simil medievale? Addirittura ad una persona ho dovuto rispondere scusami, e con che cosa lo posso paragonare? Con Giulia Passione Cucina? Perché ma voi che arrivate al giorno d'oggi, come dicevamo prima, che si fa il paragone tra Dragon Age e Monster Hunter, va bene, lasciamo perdere. Ma non è che devo spegnere semplicemente la luce. Allora, questo è il momento della verità, Giamma. Io posso fare una cosa. Spengo la luce. O se ne va per la sua isola e va al faro. Oppure se ne torna all'inizio. Se va al faro, ok. Se torna all'inizio, Alt F4. Non c'è niente qui intorno. Non vi... Lo vedi? Allora. O è quello dove stava venendo, da dove è venuto prima, no? Allora, dove sta? li mostra qui. Li spengo. Ok. Dovevamo spegnere e riaccendere, ma affanculo. Vabbè. Come impostazione, come tipo di gioco è grosso modo la stessa cosa. Sei un eroe in un mondo che devi salvare cose, fare missioni eccetera eccetera, c'è chi ti dà la quest, c'è l'equipaggiamento, c'è questo, quello e quell'altro. Non importa che mi fai quelle domande, poi essendo un fantasy ecco, sì ma di fatti solo per quello, per la struttura base, poi tutto quello che è stato messo dentro è giustissimo che non hanno preso la stessa direzione puntando tutto su draghi, un certo tipo di cose eccetera eccetera. Quella cosa l'ho apprezzata tantissimo. Io ho imparato a vedere le cose un pochettino alla base, quindi penso che su questo punto di vista qui il titolo si possono mettere un attimino tutti e due in maniera ravvicinata e vedere che è un titolo che presenta città, luoghi da esplorare eccetera eccetera eccetera, rispetto ad un titolo di tantissimi anni fa ha poca o niente interattività. E visto che è un gioco vecchio, perché ormai Skyrim è vecchissimo, la macchina, non mi ricordo dove ho messo la macchina. Aspetta, nella zona del faro. Dicevo solo che l'alta interazione con gli elementi del mondo non sono necessari. No, allora, Tom, non sono necessari. Io non è che nei giochi mi metto a
muovere tutti i bicchieri su un tavolo, eccetera, eccetera. Però se tu punti a crearmi un mondo vivo e questa cosa, le quest e la storyline lo fa tantissimo, ma se poi ti manchi quei piccoli dettagli che fanno effettivamente la differenza, perché qui lo dico e qui lo nego, se Avowed non avesse avuto queste mancanze avrebbe potuto benissimamente battere Skyrim 10-1. Sarebbe diventato il nuovo Skyrim del periodo, mettiamola così. Però quelle cose che mancano, che non sono obbligatorie, a me personalmente me lo fa scendere proprio. Ce la faccio. No, ma difatti io, Tom, se tu ti sei divertito, a me fa piacere perché, ripeto, è un gran bel titolo, però si dovrebbe finire seriamente di usare i videogiochi per fare altro. Videogiochi su videogiochi, altro e altro. Che se no poi dobbiamo mettere in mezzo tutto il discorso di Dragon Age, eccetera, eccetera, e lì, ragazzi, quindi va bene se vengono fatti titoli così mettendoci più cuore, che ho la cosa che ho visto di Avowed è che è stato messo il cuore. Poi se ci devi mettere il cuore e la carta dei diritti per l'umanità andando ad avere alcune mancanze che un pochino fanno la differenza e che sembra tutto un pochino spento, è semplicemente quella la cosa che fa la differenza. È come qui. Qui vedi, per quando il mondo è vasto e grosso, però non c'è un animale selvatico, non ci sono delle persone che fanno qualcosa, è vuoto. È lo stesso concetto di Avowed, è bello. Però bastava quella puntina in più, sarebbe stato, a mio punto di vista, non dico perfetto, perché io prima di dire che un titolo è perfetto oppure no, lo devo finire. Però sarebbe stato davvero un gran bel titolo così. Bastano piccole cose, piccole. Proprio perché se nel 2025 tu mi fai un semplice personaggio che ha una routine di movimento punto A punto B e non gli metti una semplice routine casuale dei movimenti, che è una stronzata a programmarla, la facevo io con RPG Maker. So che non è la stessa cosa farla su Unreal e quant'altro, però è una cosa di 5 minuti. Ambiente circoscritto, città, questa è l'area in cui ti puoi muovere, non uscire da questi limiti, muoviti e fai quel sto 4-5 set di mosse predefinite. Tu, settato, fatto. Certo che me lo so goduto perché è su Game Pass, perché comprare una cosa del genere a 70 euro mi avrebbe fatto cadere le braccia. Esatto, lo stesso ragionamento nostro. Noi l'abbiamo provato perché è sul pass, ma io sinceramente, e capisco pure chi difende il titolo perché forse l'ha pagato 70 euro, che ho letto e ci sono persone in giro che nonostante sia sul Game Pass l'hanno comprato perché il titolo andava supportato perché è il futuro. No, ragazzi, non è questo il futuro dei giochi. Non è questo il futuro dei giochi, dove per fare il compitino e fare le cose in fretta e in furia ci dimentichiamo la base. E penso che se tutti noi giochiamo è perché vogliamo evadere un pochino dalla realtà, quindi non possiamo nel mondo reale andare a caccia di viverne e sto gioco ce ne sta dando la possibilità. Però è buggato, però è fatto forse da una persona, però si vede che ci ha messo impegno. Ci giochiamo tranquillamente, ci stiamo divertendo. Ma se in un titolo di punta di Microsoft accadono questo genere di cose, no ragazzi, no. Iniziamo a dire quando una cosa è mediocre e quando una cosa non merita attenzione, e non portiamo avanti un certo tipo di titoli che poi fa autorizzare anche altre compagnie a fare lo stesso, e poi ci troviamo gli Assassin's Creed, e il tuo amico Lighter prima diceva di Assassin's Creed e mi sono dimenticato di rispondergli. Noi l'abbiamo già detto più volte, io la pazzia di prendere l'assassino l'ho avuta, ragazzi, ma se seriamente, anche per alcune cose della mia vita in questo momento, io non vado a buttare 70 euro per un gioco dove mi rovinerò il fegato e rovinerò la macchina. Being able to just walk around while everyone's on lockdown is cheering me up. Vabbè, vabbè. Ah, la gente Questo dice qui lo la- accetto. Ah, giustamente però te lo sei giustificato così. Quindi noi adesso andiamo a dormire. Jasper dice qualcosa. Andiamo a vedere. Jasper, la viverna, tutto a posto. Jasper, ma che cazzo stai guardando?
Condizionatore? Si concentra su poche cose hanno fatto bene, ma anche nello stesso genere ci sono giochi molto... È questa la cosa, le cose su cui si sono concentrati le hanno fatte benissimo, ma se tu mi devi fare solo una base e vai a mancare cose di cui se le metti la senti la differenza. Io il primo villaggio, che tu visto che hai giocato subito capisci dove siamo, se il primo villaggio me lo facevi il città, vabbè villaggetto perché era piccolo comunque alla fine, metti la prima cittadina, me la metti e davvero ci vogliono 5 minuti, 5 NPC che si muovono in giro e fanno cose a varie, qualche animaletto che si muoveva, qualche suono ambientale da città eccetera eccetera, crei già un'atmosfera un pochettino diversa, va bene, ma c'è quello all'ingresso delle scale che sta davanti appoggiato al muretto 3 ore a fare così con le mani, no. E non è che uno gli sta chiedendo ogni personaggio presente in gioco mi deve dare una quest, quindi vai a programmare la quest, fai tutto, assolutamente no. È semplicemente un compitino ben fatto su alcune cose e carente su tante altre. E non crediamo sia giusto portarlo avanti come se fosse il salvatore dell'umanità. Oh, c'è posta per noi. Ciao tesoro, non rispondi alle nostre chiamate, siamo preoccupati. I vicini hanno detto che non ti vedono da tempo, così abbiamo provato a contattare Jasper. Ha detto che era una pessima idea, ma ha accettato di lasciarti un messaggio. Ci manchi tanto. Mamma e papà. Mamma e papà, c'aveva un problema con una viverna e siamo stati un po' occupati. Stiamo riuscendo a fare. Allora, vediamo qual è il prossimo obiettivo e ce lo facciamo la prossima volta perché... Mo immagino che comunque ci siano altre meccaniche di gioco, non? Titani erranti. Oi. Un titano si è perso a Wildland Plains, andando da ovest verso est. Un altro titano si aggira per Shallow Lakes a nord-est di Woodville. Devono essere entrambi reindirizzati. Non gli piace la luce intensa negli occhi, non sono aggressivi. Allora, visto che il Wildland Plains è qui vicino ed è dove abbiamo trovato la viverna, il titano lo voglio vedere. Vediamo come sono questi. Si chiama Titan Chaser il titolo, almeno il titano lo voglio vedere. Però ce li facciamo la prossima volta anche perché sono 2. Quindi noi ci dovremmo mettere dietro, invece di attivare la luce, dobbiamo attivare il faro nostro. Più facile almeno, che ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Ani erranti. Adesso vediamo il titano, se non ci ammazza vediamo se c'è l'ano del titano. Su tutti questi titani. Allora, Wildland Plains era di qua, perché questo è il ponte dove... Che c'è un albero caduto? Ah, ha fatto la gabola. Giustamente andando a dormire è cambiata la mappa. C'è un tronco. C'è una sequoia gigante perché è tutta sulla strada e non possiamo passare. Furbo lui. Siamo stati turbolati. No, ma pure noi, pure noi. Però dai, comunque è un'esperienza. Abbiamo pagato 79 centesimi. Ci stiamo facendo 2 risate. Va benissimo così. Poi sta sempre più avvicinandosi il punto in cui avrà l'Alt F4. Che io mo non capisco. Posso passarci sotto? Voglio vedere il titano. No. Ok, è stata bloccata proprio la zona e non possiamo passare. Sì, penso che dobbiamo fare... Di qua. Allora, aspetta. From ha scritto Raven. From? Cosa ha annunciato From? No, penso che intenda From la serie. From la serie? Sì. Lui pure l'aveva vista, Sì. l'ho visto. Se non mi sbaglio. Sì. Quindi siamo fottuti. Allora, proviamo solo dall'altro lato se per caso si può fare il giro, se no poi ci studiamo la strada la prossima volta con calma. Secondo, se proprio ci dobbiamo fare un viaggio in auto. Allora, che cosa vogliamo fare dopo? Perché noi avevamo pensato che il titolo fosse di impostazione diversa, un pochettino più action, quindi pensavamo che durasse molto di più. Quindi non abbiamo preparato niente per dopo. No, sta il keep drive. No, possiamo mettere keep driving e comunque ci facciamo un viaggettino in auto e ci facciamo 2 risate. Dobbiamo fare il concerto. Ah, è vero, facciamo... Allora, ragazzi, volete venire a un concerto? Troppo lungo. Allora, un attimo che cambio la categoria. Anche perché, ecco, Tom l'ha visto ieri,
Regen pure l'ha visto. Il giochino quello là. Il gioco quello là che stavamo facendo ieri. Ah no, aspetta, tu non l'hai visto perché te ne sei andato. Allora, aspetta, ti faccio vedere. Sto giochino che stiamo facendo da un po'. È un roguelike a tema viaggio in auto. Quindi esattamente quello che abbiamo fatto adesso. Però fatto in modo un pochettino più particolare. Allora, un attimo che mi accerto che tutto sia settato bene. Il concerto di chi non te lo sappiamo dire per bene, Tom, però sappiamo che è un concertone. Tom, ti facciamo capire tutto subito, giusto il tempo che faccio così e metto il tag. Ah, in tutto ciò Regan è stata cacciata, stavamo cacciando di nuovo la bambina a calci in culo, sappilo. C'è mancato pochissimo ieri. Allora. Ma è quello in pixel art? Sì, sì, Tom. 20 euro. Mamma mia, ragazzi. Noi ieri abbiamo trovato, noi ci stiamo giocando da circa un mese. Ieri abbiamo trovato in un posto dove siamo andati 50.000 volte il thermos che ci tiene le bevande calde riscaldate. Non c'era mai uscito. Non c'era mai uscito da nessuna parte. Solo non si sente. Io mo sento. Tu senti? Ho sentito i rumori di gioco. Ah, mo lo sento. Ah, ok, ok. Allora l'ho visto qualche live fa, probabile. Allora, riassunto delle puntate precedenti, che Tom non c'era, Regan non c'era, no, bambina sul fondo nel mare, no, non ancora, non ancora. Noi abbiamo fatto questa run, siamo partiti da casa nostra, abbiamo deciso di andare al concerto perché all'inizio del gioco ci contatta il nostro migliore amico, ci dice guarda tra 4 settimane c'è un concerto, vuoi venire? La mappa è sempre randomica, quindi ogni volta c'è da studiarsi il percorso eccetera. C'è da prendere la tenda e il biglietto per partecipare al concerto che si trova qui. Noi però in 6 run che abbiamo fatto ci siamo sempre ritrovati in situazioni particolari. Spose che scappano dal matrimonio e vogliono ubriacarsi in macchina con noi. Bambine che ci chiedono un passaggio in mezzo al nulla e in realtà sono ricercate perché si sono perse e noi le dobbiamo riaccompagnare. Lettera di nonna che sta morendo e noi siamo corsi da lei. No, non la... Allora. Non ancora, Regan. Regan, allora. Chissà perché. Regan, noi avevamo la macchina preparata, tutta. Avevamo trovato anche tutti gli oggetti da rally. Stavamo andando alla gara. Abbiamo festeggiato, abbiamo deciso entrambi, io e Gianmarco, non sono idee che sono venute solo a me, attenzione a quello che vi dico, di prenderci degli alcolici e anche della droga che avevamo in auto e siamo partiti in direzione... Questa è già la prima cazzata perché l'ha scelto... lì c'eri, ok, no, dopo quello non l'abbiamo fatto, ok, lo vedi. Comunque ha scritto Tom, ma l'ho visto nella live in cui si parlava dei guilty pleasure, bella live quella, sì è vero, effettivamente era uscito un bel argomento. Quindi noi adesso ci siamo soltanto concentrati sull'arrivare al concerto. 23:48 ce la possiamo fare, noi siamo a Freakerstown Town, dobbiamo arrivare qui. Quindi noi adesso... strada dritta. Strada diritta, dobbiamo prendere la quest qua. Sì. E prendiamo altri soldi, quindi dobbiamo passare al pub e sto giochino sta 20 euro. No, era questa, no, si è tolta allora. no, vedi, forse era una... Ah no, aspetta, era un Jones forse. No, era Lì zuccagnato veramente. era qua. Qua? Era qua, sì, il film. Era questo qua, R65. Ok. Abbiamo l'auto nera. Allora, a questo punto, visto che comunque prendiamo altri 70, facciamo così. Metti un po' di benzina. Dormiamo in albergo fino a notte. Così viaggiamo di notte e ci abbiamo tutti i bonus. Ho istigato alla droga io, ecco, vedi? Come sempre, Regan, maledetto chimico che non sei altro. E questo gioco fa proprio l'opposto del problema che dicevamo prima. È curato in ogni singolo dettaglio, ogni oggetto che fai, quante volte lo utilizzi, tutto quello che fai ti cambia effettivamente la run. Dici tu benzina?
Io un pochettino la metterei. Facciamo pieno e via. E ci siamo comprati la volta scorsa l'upgrade definitivo. Abbiamo comprato una tenda da tetto in modo tale che recuperiamo sempre aspetta, l'energia. Tom, buonanotte, bello. Tom, buonanotte, grazie mille che sei passato. È sempre un piacere. Quando vuoi a tua dispositezza con altri titani che forse riusciremo a raggiungere in qualche modo, chi lo sa. Buonanotte e riposati. Quindi adesso c'erano lo streamer, il farmacista e il chimico. Sì, in un'avventura. Sì, va bene. Perché no? Vabbè. Hai fallito, aiuta la bambina. Tra 10 minuti arriva quello, come sempre, al suo solito orario, verso mezzanotte, fa buona sedia e arriva quello. Tanto già lo so che arriva. Sì, io buona sedia devo iniziare a menarlo quando vado da Andrea con tutti i ragazzi. È stato fenomenale, devo dire la verità. Ok, dobbiamo solo arrivare al concerto. Senza distrazioni. Quello che succede, succede. Ok. Quello che succede fino a un certo punto. L'ultima volta ci siamo trovati una pistola, quindi... Ci siamo trovati. Che t'ha già? Ho capito, trovi un galeotto, mi dai un passaggio al faro, devo scappare. Perché non l'hai buttata la pistola? Che me la volevo vendere per fare i soldi, ma non sapevo chi se la comprava. Un uccello che non si muove. Lupicciolo da mamma. Quello pilastro notturno Sì, del canale, sì. sì, è vero, è vero. Allora, uno tolto. E questa è cosa buona. Sgozza la bambina. No, sta dormendo, falla dormire. Allora, aspetta, facciamo così. 2. Allora lo posso purgare, lo purgo. Siamo happy? Quindi abbiamo un altro turno. Ottimista. Oh, visto che siamo diventati molte volte felici, happy dura di più come status. Questo è buono. Quindi avendone solo uno, uso questo e ci prendiamo 2 soldini. Però dobbiamo mangiare perché sennò le azioni costano 1 in più. Allora. Solo le tue abilità, perché loro stanno dormendo. Faccio così e faccio no, fermi. Tipo io una cosa che voglio fare, non l'ho fatta ancora perché lo voglio prima finire e non mi voglio spoilerare. Quando lo finisco, lo finiamo il gioco almeno al 100%, se non è uscita ancora una traduzione in italiano, io glielo mando il messaggio e dico ragazzi me lo traduco io a gratis. Fammi dai, Benanotte che cazzo sembra una che de finestra. Guarda che hai cacciato de finestra. Regen, sera che non ci sei... No, c'eri tu quando l'abbiamo cacciata in auto sotto la pioggia, la bambina. C'era Regen. Settle down. Ok, è morta. Ragazzi, è morta la notte. No, questo è il lavoro, oggi. Ah no, questa è quella del lavoro, è vero. Te l'ha dato... Okay. Pausa pipì. Ho goduto, sì, Regen c'era. Regen c'era e ha goduto. Non ti preoccupare, Regen, risuccederà. A posto. Allora, però dobbiamo assolutamente mangiare qualcosa che stiamo morendo di fame. Il biglietto del concerto non lo puoi mangiare oggi. Alette di pollo. Mangia 2 pollo, dai. A posto. Siamo anche sazi. Un po' di soda. La vecchia stira ad ogni run. Cazzo. Quando consumi prodotti con lo zucchero guadagni un'energia extra ma ti stanchi più facilmente. Sì, Regen, generalmente la vecchia mura ogni run se arriva alla scadenza della quest. Poi la puoi finire anche prima. Però ti dà la cosa che comunque puoi andare a sbloccare la casa eccetera. Quindi noi ci mettiamo con calma, ce lo godiamo, lo finiamo al 100%. Gli provo a mandare un messaggio perché secondo me in italiano attirerebbe a parecchie persone sto gioco. Sperando di non dire cazzate, è un roguelike fatto bene. Ottimo. Aspetta però Pippo Baldo e Capellone. No vabbè dai. Tanto dobbiamo prendere mo 70 là dal cinema. Dobbiamo andare direttamente, è inutile perdere possibilità. Ok. Allora, siamo arrivati sul set. Quindi noi facciamo qua e facciamo la quest. Vamos. A posto.
A questo punto, negozietto, si prendono altri 2 caffè. Dai. Se ne prende anche un altro e ce lo prendiamo. E abbiamo recuperato un pochino di cose. Qui che ci può Allora, via un servire? altro bibitozzo così. Una Coca-Cola, dai, via una Coca. Allora, cocona, hot dog, Via. cioè ce l'abbiamo. Immuni a stress, no? Un Game Boy Color, non lo vendono. Purtroppo no. Purtroppo Oggi un no. po' di benza. Ma la benzina sta finendo subito, eh. Ok, Dai, a 27, posto. tranquillo. A posto. Ok, tu cos'era che volevi farci fare? Così iniziamo a capire. Ok, quindi tu poi ti vuoi fare accompagnare? Ok, obiettivo la sposa è di nuovo felice. Hai miss my family, Miss oggi. My No, questo è The Suits, The Bride. No, no, sposa, sposa, allora vieni al concerto con No. noi e Poi poi vi riportiamo tutti a casa. a questo punto andiamo qua in A città. Podilly, certo, certo. Vieni, Reagan, andiamo a Podilly. Ci abbiamo di nuovo fame perché giustamente più andiamo avanti con la run più è un casino. Noccioline. Ok. Questo è stanco. Senti, a questo quando sai che ti dico? Vaffanculo. Ok. Si va. Dai che riusciamo a finire pure la serata con il concerto. Sì. Allora, facciamo uno shuffle, anche perché abbiamo preso un bel po' di canzoncine nuove. Butta la bambina e fai accomodare la signorina. Non dico qua, Reagan è già con noi. È già con noi. Ci serve un altro autostoppista per buttare a fanculo la bambina. Dai, dai, prima che scatta il giorno, così in modo tale che si toglie da solo. Ok, a posto. E venne il giorno. Graficamente sto gioco è Ma bellissimo. molto sfittioso, eh. No, la macchina che ci sta tampinando. Ciccio, allora? La sorta. Allora, con calma. Sto culo. Oh, Giamma, super calma. Ma super calma proprio. Ciaone proprio. Eh, Via. Col foglio attaccato dietro, devo andare da mia figlia. mi Fammene sta andare. aspettando. Scusi, ma lei ha già una bambina in macchina, non è mia figlia. L'unica cosa che voglio cercare di mettere un posto, provare a scrivere agli sviluppatori è se c'è o se possono mettere un menu dove vengono segnati tutti gli autostoppisti. Che io sto gioco lo vorrei completare veramente al 101%. Però voglio sapere effettivamente quali sono. Allora, uccello da mamma che non si muove. Questo non lo possiamo usare più. Mo esce un horror in pixel art. Quando ho visto la demo vi ho pensato. Nome, cognome e soprannome. È residenza. E residenza. Regan, trovalo e diccelo che lo portiamo e lo facciamo. Dai. Ok, e già questo va bene. Tu? No, Ok, brava la bambina. potentissimo. Brava la bambina OP. Rompi i coglioni che ti fa fermare ogni 5 minuti, però. Hanno anche dialoghi unici in base agli accoppiamenti. Non ci avevamo mai fatto caso a sta cosa. Poi è curato sto gioco. Ok, siamo arrivati in città. Potholes. Sto cazzi comune che non aggiusta mai le buche, porcaccia la miseria. Allora, vabbè, però questo è facile. Quindi possiamo fare... Qualcosa si è preso i soldi. Abbiamo acchiappato il... Oh no, no, è il diluvio, è venuto. Vabbè che siamo quasi in città. Però non ce l'ha calcolato nel fight, ok, buono. Appena lo trovo ve lo mando. Va bene, Regan? Ok, Regen. E noi questo cerchiamo. Dacci altri 20. Ok, guadagni uno di durabilità. Vabbè. Soldi. Ok, ok. Allora, tu che fai? Mm.
elimina quello al centro, lo giro. Questo è quello che li elimina in Quello base al fa. numero di autostoppisti, quindi a sto punto. Dai che siamo fortissimi. Allora, siamo arrivati in città. A questo punto. Un po' di benza e ci fulliamo. Via. Poi, col calendario, mancano 3 settimane per il concerto, quindi possiamo fare le cose con calma. Quindi, caffè cookie? Salve. No, sei indietro. No. Ma poi Se sono questo, avanti va bene. Avanti. Bimba, non è che sei cambiata tu. No, così. Allora, No. no, facciamo una decisione democratica. Non la tolgo. Facciamo uno step indietro Fermi. e consegniamo la bimba. Approvato. Holstein, aspetta un attimo che forse questo già dovrei avercelo e ti devo fare i complimenti se è quello che sto pensando Io io. non ho capito se già me l'hai fatto vedere. Holstein, C'è anche- no, non è uno di quelli che c'ho. Sì, 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 no. Sì, questo qua ce l'avevo segnato, non ce l'avevo nella lista dei desideri. Fammi scaricare demo. E non sapevo che ci fossero queste parti in prima persona, però attenzione. Questo è Io sapevo questo ed è in italiano. ed è in italiano. Oggi, metti la demo, lo proviamo le state prossime. Allora, scarica demo. Tu già l'hai provata la demo? In Spagna, oggi non penso abbia avuto modo. Vabbè, magari c'è un portatilino, qualcosa. Ecco qua, c'è anche un po' di gameplay. Ed entri in Vabbè, prima. dai, Oh! Dai. Ma tu che dici? Non la sapevo Ah, sta cosa. Perfetto, rega. Regen ti ame. Eh? Parto dalla musica sotto all'improvviso, ho fatto un po' di cagotto, però va bene, vabbè. Perfetto. Dite è data d'annuncio. Io l'avevo visto per le parti in isometrica e volevo prenderlo quando sarebbe uscito. Ma sta cosa che switchavi in prima persona non lo sapevo. E anche in italiano. Si fa il live, punto. Semplice. Problema risolto. Nuova serie. Dai. Fatto. Allora, Regen, per premiarti, facciamo decidere a te. Non decido né io né Gianmarco. Mi sembra corretta come cosa. Ci ha dato un bel assist. Sì. Allora, Regen, facciamo la quest della bambina, quindi la riconsegniamo e vediamo come finisce la quest, quindi dobbiamo tornare di uno step indietro o ce la portiamo con noi al concerto? Tu decidi, io e Gianmarco non diciamo niente, Io quello che faccio dici una di fare, quello premessa. facciamo. Non è detto che la quest finisce tornando là. Perché ogni cazzo di volta queste quest hanno 86 step. Noi però abbiamo fatto quello dal calendario dove ci diceva casa, non Io questo ho qua. detto la mia e secondo me è anche giusta. Noi diciamo tutto a Regen. Possiamo vedere eventualmente se nella quest... Quanto trofeo? Ok, no, ha scaricato la demo. Ah, top. Settle down, no? Facciamo provare l'LSD alla bambina al concerto. Ok, affare fatto. Andà. No per Grazie. l'SD ma che andiamo al concerto, No, no, siamo- sì, No, prendono un frame, ti fanno la clip 15 secondi, sei finito oggigiorno, lascia stare. Veramente, no, noi ci dissociamo, è un videogioco. Già con quello che diciamo e col modo con cui stiamo cercando di fare il canale, già appena qualcuno ci noterà in un certo modo inizieranno ad arrivare i mostri, ma noi, frega cazzi, abbiamo i moderatori che appaiono e scompaiono, Sì. lo vogliono loro, Il nostro moderatore, bastardo ha fatto la clip. Bastardo sei direi un che bastardone. il nostro moderatore è andato a fare ninnone in tutto ciò. Esco, vieni in live, no, vado a fare ninna. Vabbè. Sì, prendi il soldino. Allora il problema è che sta piovendo. Non abbiamo paura. Non abbiamo paura? Tolleranza zero. Ci portiamo la pizza al concerto. Il concerto ci vorrebbe Pizza stare. al concerto, dai. Allora, io vorrei esplorare un vicoletto. Tu dici che le droghe le troviamo già là. Dobbiamo dare la droga alla bambina. Sembra giusto. Ok. È un concertone. Concertone con tenda. Noodles e ramen non li possiamo prendere. Banani, oggetti.
Gelato, no. 2 patanelle, perché no? Vedi un po' Ravioli. di carta da culo oggi che c'è. Ah, senti. Andiamo rotolone vecchio e compriamo rotolone nuovo. Succhino per la bambina. Oh, così è contenta. Ah, poi dobbiamo rifare. Aspetta, aspetta, cosa super importante. Aspetta, aspetta. Non c'è un negozio d'auto qua. No, qua non c'è. Qua non c'è, ok. Immagina di andare a Napoli No, no, centro e avanti, andare avanti, contro mano così. Vabbè. avanti, no? Su qua. Ah, aspetta, questo qua. Che ne facciamo? Così. E così. Abbiamo recuperato un altro spazietto. Ok. Volevo esplorare, ma a sto punto andiamo direttamente No, avanti. guarda a destra. Dobbiamo andare di qua. Sì. Di qua, poi di qua e ritorniamo sull'autostrada. Che noi ieri abbiamo comprato i bonus per viaggiare in autostrada con le ruote, quindi ci conviene viaggiare sulle autostrade. Sì, mi piace un gioco. Il suo favorito è Teddy. Che dico, non è un gioco. È un gioco. Scusa, con i giocattoli. Non giochi con i giocattoli. Vabbè. Vabbè, è in inglese. Va bene, va bene. No, ma lui è un uomo d'affari, oramai ha perso il suo lato fanciullesco. Stanno appiccicati. Ecco. Vabbè, ci sta. Oh, non più. Perché la bimba mo sta piangendo perché gli ho offeso Teddy, quindi giustamente. Un'altra volta il malus ai soldi, lo zio. Che sì, ci staranno comunque. 2. Fatto. State sucando tutti i soldi del mondo, li state sucando. Sapevo devo usare l'abilità visto che abbiamo dormito, però vabbè. Tempesta, questa non c'era mai uscita, giustamente. Cosa fa la tempesta? Minchia, perdi 10 soldi. Madonna. Questa è quella degli X-Men. Potrebbe essere. Ok, tutti si sono addormentati. Allora. Ecco qua. Oh, lo stereo. Vabbè, poi tanto questo si risolve in automatico, quindi. Ma dove pisci che c'è una... Noi abbiamo scoperto subito la combo torcia notte. Cazzo, di nuovo la ruota. Non prenderti i soldi per piacere. Però ci sta tenendo l'auto bella attiva. Allora se io faccio così e faccio così e faccio di nuovo così, tanto mo possiamo dormire pure arrivati nelle città, così usiamo pure la tenda a sto punto. E facciamo così, non ci siamo rubati niente. Ok, vabbè. Vabbè. Assolutamente nulla. Dai, non ci può fermare niente in questo viaggio, dai. Dai, non può succedere niente. Andiamo al concerto stasera. Non può succedere niente. Vediamo, dico una cosa e Tom... Tom. Regan dice subito di sì. Vai. Regan, birrozza. Ultimo tratto. Birrozza o cerchiamo un bar proprio con i liquori, quelli pesanti? Chiaro? Regan sa viaggiare. Regan sa Stai divertirsi. dicendo che è giusto bere alla guida? No, stiamo dicendo, anche perché io ho detto prendiamo gli alcolici. Tu hai pensato bere Va prima bene, io intendevo vai. prima di entrare Vediamo, nel festival. voglio vedere, vai. Compra. Dobbiamo arrivare carichi e sciolti. Vabbè, voglio Allora, vedere se questa allora. birra verrà consumata nel... Andiamo un attimo la mappa. Allora, alla fine dobbiamo fare uno che noi tagliamo da qua, quindi ci evitiamo 2 passaggi. Sì. E poi ne dobbiamo prendere uno. A posto.
Ti supera il codice per la minore. Ovviamente ci dissociamo subito. Non glieli danno. Guarda, se io vado qua, vedi, non fai a Coca-Cola, niente, sta bambina non può bere. Niente di niente. Allora, prendiamo una birra, 2 birre, 3 birre per noi adulti e la bambina ha una bottiglia intera di Coca-Cola e una bottiglia di Sprite. Succo di frutta, patatine e quant'altro. Ok. Allora. Tu sei parente dell'altro che c'era, Bellissimo. quindi diamo pure a te. Ci compriamo. Ah sì, un cocomero a un festival, non lo porti. Il cocomer, dove lo Mezzo metti? cocomero, ah. Ma perché dobbiamo Allora, mettere- fammi chiedere già, Regen, lo portiamo il cocomero al festival? Una festival, è pure un modo per fare amicizie, tutti quanti il insieme. cocomer? Ci portiamo le banane? Ti presenti là con un casco di banane? Porta No, banane, non è che no. il melone crea atmosfera, crea simpatia. Un mellone, ok, vedi, prendi il mellone e metti qua dentro, vicino alla bambina, a posto. Mangiamo qua così ci togliamo la fame. 2 carote e siamo a posto. Si beve un caffè. Si prende un portuallo e via. Gliel'ho detto a Chiara oggi che l'ho detto in live e che ho spiegato la cosa. Si è fatta una risata, non la stava finendo più. Allora, tu vendi un bel po' di cose. Il gancio ce l'ha. No, fanculo le stop. Il gancio per il dietro mano. No, Ok? il gancio no. No. Andiamo a tornare un attimo indietro a prenderlo. Via di spacchiere. Questo? No. Aspetta però. Tu quale fai per oggi? No, questo è uno nuovo. Questo ci toglie uno di gas, ci riduce il consumo di gas sulle autostrade. Tu che c'hai al momento? Noi al back non ci abbiamo niente. È vuoto proprio. È vuoto proprio. Così ce lo troviamo. Allora, dobbiamo fare un po' di pulizia, Gianmarco. Allora. Tanto le abbiamo pure trovate, quindi. Quindi si va dal No, meccanico. e quello serve Regen, che noi possiamo tenere i potenziamenti che prendiamo sulla macchina ogni run. C'è l'opzione all'inizio che ti permette di mantenerli, quindi noi mo lo mettiamo e ce l'abbiamo già per la prossima. Quindi almeno riusciamo a portarci qualcosa. Noi con questo setup adesso, perché la usiamo. No, aspetta che ci conviene viaggiare di notte perché è l'1:45. Noi sta macchina è quella che ci stiamo portando dall'inizio, che piano piano siamo riusciti a farci tutti i vari potenziamenti. Frebri. Ok, su altri 2 passaggi e sono 0,12. Ce la facciamo tranquillamente. C'è anche l'opzione per avviare proprio una nuova run e farti proprio un viaggio pulito. Però visto che lo stiamo vivendo come un'avventura, anche cambiando nome al personaggio e tutto, sinceramente gli upgrade ce li stiamo portando. Anche perché ce li stiamo sudando e meritando quanto è possibile. Già così nelle prossime run non abbiamo più il problema di ricaricarci al 100% perché ovunque siamo e dormiamo con la tenda che abbiamo comprato ci recupera tutta l'energia. Allora, fame. Ok. Si va al concerto. Dai, ce la facciamo. Beh, stasera si va al concerto. Va bene. +1. Ottimo, ottimo. Tutto sta andando bene. Un'altra tempesta, va bene così. A sto punto la gara si fa la macchina Max, cioè abbiamo anche la macchina da corsa già pronta, Regen. E la... Perché è vero che abbiamo perso la run, però noi gli upgrade ce li abbiamo. Quindi prossima run possiamo proprio pensare di fare questo. Andiamo a fare quella quest lì. Non sappiamo altre 3 a questo. No, una principale sarà quella in alto del concerto, ok. Ne restavano 5. Altre 3 ancora non abbiamo idea di quali siano effettivamente. Cazzo, stanno dormendo tutti e a questo punto facciamo così. Ci dobbiamo riposare per recuperare le skill però.
Buono perché comunque sono pure le 4 e qualcosa. Dormendo adesso si fa di nuovo notte e via. Quindi davvero altre 3 quest non abbiamo capito quali possano essere. Anche perché c'è tutto quest'altro lato, zona concerto, che noi non abbiamo... Minchia, che culo. Noi non le abbiamo mai viste. Non ci siamo mai stati in queste zone qua, quindi niente vieta che ci siano altre quest o altre cose che si possono attivare. Tu quella del lavoro forse non hai visto completata, ma che quando l'abbiamo sbloccata la prima volta, e quella ce la siamo completata un paio di giorni fa. 3 io non ne ho la più pallida idea. Allora. No. Però aspetta, questo è nell'udini di Beck. Ma non è il gancio. Oddio, aspetta, come si chiama? No, leggere. No, è il Tau. Sì. Non fa niente. Da solo non fa niente perché ci dobbiamo attaccare la roba di... Però non c'è mai uscito qualcosa. Vabbè, per il momento possiamo anche non prenderlo. Lo mettiamo sulla... No, ma più che altro, visto che abbiamo visto che ce l'hanno i car shop, ci conviene a lungo andare tenerci questo, che se dobbiamo viaggiare in autostrada siamo coperti. Almeno capire cosa faccia quello. Allora, benzina siamo messi bene. Qui possiamo prendere 2 noccioline. Hotel. Allora, no, Portugallo si porta al concerto. Mangiate patatine. A questo punto, visto che abbiamo un'altra zona, dormiamo qua e ridormiamo fino a notte. Ok. A posto, siamo fullati, siamo tutto. Penultima tappa. A posto. Ruote più o meno benzina consumata. Ma non hai mai fumato? Apri il finestrino, ti prego. No, non l'ho aperto. Proprio. Magari è per quello. Però se col sole si abbassa quel finestrino io potrei piangere. Noi la prossima run iniziamo. Vediamo la macchina come è messa. Sappiamo come fare i soldi. Questa è perché è morta nonna. Oh, come cazzo ci fatta a trovare in mezzo all'autostrada nel deserto senza sapere che stavamo andando al concerto? Questo poi è un altro discorso. Pothole. Oh my god, the pothole. The potholes. Vabbè, però troppo di culo così. Troppo di culo così. Anche perché abbiamo meno 25 più la marmitta dietro, il tubo scappamento tutto organizzato, benzina non ne consumiamo proprio. Ok, questa è cosa buona. Lavori? Oh, è la prima volta che acchiappiamo i lavori, eh? Sì. Ok, siete dei duri. Arrivederci e tanti saluti. Meno 1 di benzina a questo punto. Non mi importa del tuo figlio. Speriamo che almeno finisce di piovere quando siamo arrivati al concerto, perché almeno non ce lo vogliamo intossicare. Un autostoppista? Sto andando nel deserto. C'è un casino. È il Cobra. Ah, questo è quello dello straniero. È dietro al concerto, bravo. È sempre Celentano. Io sta cosa continuerò a dirla. È Celentano, punto. In un'altra occasione. Anche perché tu ti ciulli i soldi di notte, insieme a ti ciulli il biglietto del concerto che abbiamo ancora in auto, vero? Ok. Metti che per caso... No, il problema grosso. Madonna identico. Hai visto lei che ne ho È uguale? lui. Lui ci vuole portare dal capo della
di tutto l'ambaradan nel deserto. Vogliamo scoprire un po' di più, però adesso si va al concerto. Il problema è che gli autostoppisti, comunque essendo randomici, bisogna avere anche il culo di trovarli. No, questo E ognuno di loro c'ha una quest. Ok, lui è la prima estate che non sta lavorando. Ok, nel reparto vendita di un... stava dicendo piccola... grande catena di negozi. Vabbè, pure se è una catena piccola, quello è il problema. L'importante è che c'avevi i soldi in tasca per il mangiare. O se eri provvisto di una famiglia che era in grado di fornirti un piatto. Voleva tornare dalla famiglia. Ah, possiamo andare a vedere il concerto. Magari c'è anche la cosa che noi non... dovrebbe finire il gioco al concerto. Oh no. Cazzo. Però. Culo. Molto culo. Sì. Molto culo. Io ti faccio così. Ti faccio così. Vabbè. Diventa affamato. Ci prendiamo anche un po' di soldini che male non fanno. 2 di energia perché siamo affamati. E questo. A posto. Ci avete anche dato dei soldi, quindi grazie mille. Allora, vediamo di mangiare qualcosa almeno. Non ci facciamo problemi. Le noccioline comunque 2 utilizzi sono ottime, ma dobbiamo pure bere qualcosa. Allora, però aspetta. Allora, 2 di cioccolato. Quanto siamo distanti dalla città? Siamo arrivati a posto. Ok, allora. Ultima città. Regen, ci siamo. Allora, il car shop. Ah no, tu sei il garage, quindi non c'è niente. Benzina, un mini market, banco dei pegni, CD e si prende. The Honey Drips Fatima 6. Vabbè. Fatima 6, adesso l'ascoltiamo un attimo. Guarda che vende. Quindi dobbiamo ricordarci durante tutti i tragitti che facciamo di trovare almeno un po' shop e sperare che abbia il thermos. Ok, allora tamburelli, libri per gli status, le stoviglie, cosa. Allora Regen, visto che cerchiamo di fare le cose con una certa classe su questo canale per quanto possibile, quale preferisci, vino rosso o vino bianco? Quindi noi siamo entrati in un negozio e il negozio ci vende questo. Non chiedermi l'anno perché non riusciamo a leggerlo da qui e il gioco non ci dà queste informazioni, però possiamo almeno scegliere. Regen, purtroppo. È buono. Ah no. Bianco per non arrivare troppo pesante. Regen, aspetta, ho sbagliato, scusa. Regen, però tu stai dimenticando la regola principale. Se devi andare ad una festa e ti devi divertire, Regen, ne prendi tutti e due, Regen. Era una domanda a trabocchetto. Vabbè, va bene, però hai scelto comunque bene, perché giusto portare il bianco così non si arriva già in quella fase dove non capisci niente. Quindi, non ci siamo c'era andata così vicino, c'era andato. Va bene, va bene. Allora, noccioline. E si è tolta la fame. Dormiamo in sta cazzo di tenda che abbiamo preso anche per vedere l'animazione che si apre. E non si apre l'animazione, però l'abbiamo vista già aperta.
Fa freddo, ma questo non è proprio il tempo da concerto, comunque. Non so voi, ma io un concerto così... Non è proprio no. No, non è il massimo. Allora. Quindi diciamo tu ci stai suggerendo di arrivare comunque leggeri. Quindi non... diciamo 2 carote. Metà carote ce le lasciamo per andare di là. E finalmente festival. Ok. Festival bar. Allora, vediamo di mettere un attimo. La canzone quella lì che abbiamo sbloccato adesso. Only Now no, El Verbo no. Come l'impressione che non vedo alcune canzoni, che ne cercavo un paio pure l'altra volta e non le trovavo. Vabbè, ma mettiamo Shuffles. Summer Days ora con questo temporale in mezzo al deserto va bene. Ah, però oggi è giugno. 14. Oh, quello sì, quello sì. Sono mai stato in un deserto, in una zona così. Zimmer grandioso, grande titolo, potentissimo, raga. Bello che io da più piccino perdevo tempo per farmi le playlist per quelle poche volte che andavo in auto. A sapere che un gioco mi avrebbe fornito le playlist già belle fatte, che poi penso che su Deezer ci saranno tutte queste canzoni qui. Aspetta. Posto. Qualcosa di caldo, non ce l'abbiamo. Abbiamo il caffettuccio, aspetta. Fatto. Me l'ero dimenticato. Signori, ci stiamo andando. Allora. Siamo solo a metà strada. Ok, siamo a metà strada, a posto. A posto. No, da zitto. A posto. No, da zitto. Vai. Sì. Vai. Sì. Vai. Ma giusto per dare quel po' di felicità per arrivare al concerto. Tanto stiamo... Questa è la zona parcheggio. Non stiamo bevendo fuori. Questo è tutto parcheggio qua. Il cartellone ha detto uscita festival. Questa è già zona festival. Regen, sto dicendo qualcosa di sbagliato? Allora. Cazzo, c'è l'armatura. Sarebbe arrivato questo giorno. Sì, Regan, siamo Vai. al concerto. Abbiamo fatto 1 trilione di cazzi e ne abbiamo un altro trilione da fare, però siamo arrivati al punto in cui ci è Al stato finale del presentato il capotipo del gioco. Non ci potrà fermare niente e nessuno No, adesso. visto. Vediamo chi è, dai. Potrebbe essere il momento che la bambina uscirà fuori. No, Ancora ma lui. come serve? Ma lui sta con il Diablo, quindi... Ah, il Cobra, mi scusi. Mi scusi. Diablo è Francesco. Era Francesco, sì. No. Celentano, no. Al concerto, no. Va bene, digli una bella sostanziosa. No, dai, non posso smadonnare come un ucraino. Non siamo... No, non portiamo quel tipo di contenuto, No, diciamo. ancora dobbiamo entrare manco nella zona festival. Quando entriamo nel festival... No, non mi devo contenere comunque un minimo. Non posso fare... Oh, eccoci qua. Allora, siamo arrivati. Salve. Ok, divertiti. Parcheggio. Te l'avevo detto che era zona parcheggio. Che cosa sta succedendo lì? Che cosa sta succedendo? Cose. Va bene? So, ragazzi, bambina, allora, se questi due ti offrono qualcosa e lo vedi arancione, non è succo di carota Quello è o il reggae, altro. guarda, quello là è il reggae. Niente. Tante bandiere, ok. Poi vedi, almeno si è divertita pure lei. Ah. Oh, vedi, fa piacere pure a loro venire qua. Sposa? Ma non ha detto mi ero tranquillizzata, voglio andare a casa. Tipico clima da Sì, festival. sì. Ciao Oh, ragazze, diversa. ce l'hai fatta? Con le nostre amiche.
Siamo arrivati, oggi siamo arrivati al concerto. Le ore sono passate. Hai bevuto, ballato, danzato, cantato, ti sei divertito con alcune delle band che aspettavi tanto di vedere. You are whirled from un susseguirsi continuo di scene, ignorando il passaggio del tempo quando all'improvviso ti ritrovi di nuovo nel tuo campo. Le memorie che non si sono formate, che ti dureranno per una vita. Sarà un caleidoscopio di arcobaleni, di luci e di suoni, con una calda birra e un costante rumore di sottofondo. Sì. È proprio Quei momenti che ti restano effettivamente. Siamo riusciti. Oh cazzo. Più eventi avanzati si sbloccheranno prima. Quindi sto dicendo c'è altra roba. Va bene, grazie gioco. Kit del festival, ok. Keep driving, solo bacini. Bello. Keep driving, No, solo perché a bacini. la Reagan, capi quella che è rimasta. Allora riusciamo anche a fare, ecco qua. Quindi ci restano 4 finali. Uno sappiamo che è quello del rally. Altri 3, qualcosa adesso con... Allora. Innanzitutto togliamoci subito il pensiero. Che cazzo c'è in questo festival kit? Vediamo. Ah, cioè, sicuro che la birra. Noi avviamo la run e per stasera ci lasciamo. Sembra che niente è cambiato. Sì, perché effettivamente noi abbiamo fatto il viaggio della vita, però poi ti risvegli il giorno dopo e non è che hai fatto qualcosa di bello, però poi c'è sempre da fare. Ci sono tante pistole da vendere, tante cose da trovare, tante birre da bere, tante bambine da accompagnare per farle fare pipì un pochino ovunque, Allora, lascia tipo una traccia, capito? Cazzate bambini a parte, no, vai indietro. Si fa una donna. Per la gara? Si fa la donna per la gara. Ok. E lei, signori di Twitch, Va bene. lei Va è bene. Alfonsina, la più grande pilota del mondo. Alfonsina. Ok. Va bene. No problem. Ha un rapporto Sono pienamente d'accordo. Regan, penso che pure tu... Ragazzi, Le avventure di Alfonsina. Alfonsina è la pilota più potente del mondo. Allora, Alfonsina è la cugina del vecchio protagonista che stava andando a fare la gara in auto, eccetera, eccetera, ed è stato arrestato perché è successo casino. Alfonsina numero 1, potentissima. La cugina è andato a trovarlo in carcere, ha detto, senti, questa è la chiave della mia auto, è pronta, deve soltanto correre, va e vinci. Alfonsina parte. L'altro cugino gli dà cash di birra, Ci dai speaker. speaker, gomme, cool shadis, una lattina di birra, camera e lettera. Partiamo così. E come occupazione, cosa fa Alfonsina? Allora, fammi rileggere. Alfonsina è un meccanico part-time. Alfonsina si è moddata ancora di più la macchina. Sì. Lavorava col cugino. Lavorava, che mi pare era un meccanico, non lo dico. Un plot twist. Vai. Con i genitori va di merda. Perché i genitori le volevano far fare l'avvocato ad Alfonsina. E lei invece ha iniziato a appassionarsi al mondo dei motori ed è diventata un meccanico. Sì. È una storia che si scrive da sé. Ragazzi, Le mettiamo. dobbiamo mettere la massa così. Eccoci qua, vedi, già abbiamo alcuni pezzi. Al E posto. lei. Fatto. Non ha fatto balletto come voleva la madre. Bravo Regan. È vero, è vero. Allora, noi entriamo in casa, prendiamo la lettera. Ma sì, che giustamente stavo sbagliando io il pulsante. Allora, quindi, concerto. No. Questa è la lettera di quell'altro cugino che è andato al sono concerto. divertito. C'è un altro concerto perché in questa zona fanno soltanto concerti. Però Alfonsina c'ha un twist. Lei è già stata a un concerto Tanto tempo fa e si è portata il suo kit. i souvenir. Ok. Quindi ha detto io a sto giro non ci Allora. vado a un altro concerto. Vediamo un po', studiamo un attimino la situazione. Abbiamo sti 5 minuti. Allora, noi adesso, per sbloccare la gara, noi abbiamo sempre trovato nelle cittadine principali, dove è l'autostrada,
quello con la macchina che ci diceva vai qui per la competizione. Allora, noi per fare quella quest abbiamo bisogno di rally spoiler e ce l'abbiamo. Roll cage ci ha fatto buttare il sangue l'altra volta e ce l'abbiamo. Gli sport questi qua forse servivano, comunque gli oggetti ce l'avevamo. Ci abbiamo il pollo incazzato con la mazza, Le ruote. ci abbiamo le ruote. Dobbiamo trovare solo qualcosina qua se riusciamo a trovarla. Per goderne. Ci personalizziamo la macchina in un certo modo. Si va a fare la gara. Il bonus che vorrei accadesse è che troviamo il meccanico. Se troviamo il meccanico Che è amico di nostro zio. Attenzione. Ah, tu Fast tu Alfonsina. Dito la prossima run. Salviamo il commento, lo usiamo come titolo. Allora, Regen, aspetta, devo fare una foto alla chat. Ma ricordiamoci sta cosa tutte e due. Ok, così non devo fare neanche il titolo all'inizio. Grazie mille, Regen. Allora, piano per la prossima. Aspetta, gli speaker dove si mettono? Interior. Qual è l'interior? Questo. Vabbè, quello il roll cage ci aumenta la durabilità di 4. Noi lo dovremmo applicare. Per la gara quando abbiamo... Quindi lo possiamo mettere anche nel cuefano. Sì. Sì. Cerchiamo di non rompere la macchina e via. Allora, piano d'attacco per la prossima live. Andiamo verso sud. E cerchiamo quello della gara. Sì. Ora, noi tutti i pezzi già ce li abbiamo. Quindi da quel momento l'unica cosa che possiamo vedere di fare... Raggiungiamo la zona della gara, vediamo quanto tempo ci abbiamo e andiamo un pochino in giro per le zone per vedere se esce l'autostoppista. L'unico modo in cui possiamo fare questo. Allora. Quindi siamo pronti? Siamo carichi? Alfonsina è pronta? E si va a letto. E si va a letto. Quindi buonanotte Regen, grazie mille per la compagnia, grazie per i suggerimenti soprattutto. Noi ci vediamo domani su questi schermi, sì, domani dovremmo esserci, salvo qualche altro terremoto o qualcosa del genere. Buonanotte e salutaci la Spagna, Regen. Buonanotte ragazzi. Olas, buonanotte. Buenas noches. Buenas noches a tutti. Troverò io il pulsante, eccolo qua, l'ho trovato.